Sono tornato poco fa da lavoro. Ho fatto in tempo a vedermi il gol dei Prati. Me lo sono visto al volo. Il resto della partita praticamente si può dire che non l'ho vista perché un po' al lavoro, un po' l'ho sentita per radio in macchina. L'unica cosa che conta è che adesso siamo 1-0, dobbiamo mantenere questo gol di vantaggio. Dobbiamo mantenerlo. Mamma mia. Ho messo pure il silenzioso all'orologio perché se no mi spoilerà i gol. Comunque Prati ha dato ragione a quello che dico da mesi. Bisogna essere attenti sulle seconde palle, bisogna essere presenti. Siamo al 79esimo. Facciamo proprio una live reaction agli ultimi minuti. Non giochiamo lì. Colpo di testa di Pedersen. Gioca in avanti Dossena, ancora Pedersen. Obiang con gomitata su Viola. E calcio in punizione per il Cagliari. Mamma mia. Tutto l'interesse ad avere diverse interruzioni in questa parte finale. Eccolo qui il duello tra Obiang e Viola, con Obiang che ha fatto fallo sul numero 10 del Cagliari. Diciamo che anche Alberto più la palla è sporca. Mamma mia, raga. Voi non avete idea. Voi non avete idea. L'orologio mi segna solo 97 battiti per il momento. Ma sicuro sono molti di più. No. Non vedo l'ora che finisce sto supplizio. Quest'anno è stato un supplizio. Finiamola il prima possibile. Famo il 2-0, raga. Famo il 2-0. Vai, mettila in mezzo. Deviata? Nostra? Angolo. Bene, rimaniamo là in avanti. Dai. Mamma mia. Mamma mia, poi quanto siete belli. Quanto siete belli. Ah, Viola, potevi far meglio. Ferrari che protesta, ancora terra dolorante il numero 9. Sul pestone, sul piede destro, vediamo qui. Sì. Senti quanto strilla il mister. Mamma mia. Ad attirare l'attenzione di Luvumbo. Ma comunque la marea rosso-blu alle spalle fa fatica a farsi sentire l'allenatore del Cagliari. Nandes, fuori per Zappa. Bravo Gabrielino. Guadagnato dal Cagliari. Castello gonfia la rete. Castello gonfia la rete. Chi è quel furbo che ha alzato la mano per chiedere il fuorigioco da rimessa laterale? Chi è quel furbo? Vediamo qui. C'è da capire se col tacco destro ritocca la palla. Abbiamo visto era riuscito a ritagliarsi uno spazio per cercare col mancino. Mamma mia. Palla al centro, però la palla gli si Levamogliela subito. Comunque sulla partita io ragazzi non è che vi possa dire granché in realtà, perché banalmente praticamente non l'ho vista. Penso che de non essere l'unico che è tutto il giorno che c'ha un'ansia incredibile addosso. Mamma mia, bravo Dossena. Dossena oggi si è messo in tasca Pinamonti per quello che ho visto comunque, Salvo un colpo di testa. Mamma mia Nandez. Mamma mia.
Mamma mia, Naidan. Mamma mia, te prego, rinnovateglielo. Cioè, perde un giocatore così a zero è veramente un crimine. È un crimine. È veramente un crimine perdere un giocatore così a zero. Diciamo che in generale uno come Hernandez, che aveva appena 22 anni, era diventato anche capitano di una squadra leggendaria del Sud America come il Peñarol, vuol dire, insomma, è uno che a livello di carisma ne ha da vendere per tutta la squadra. Sì, infatti penso che con le scelte di tenerlo anche quando c'è stata la retrocessione, poi Mamma questa mia. stagione è stato un punto di riferimento anche nel gioco di Ranieri, che l'ha spostato proprio di posizione in campo. Sì, gli ha fatto fare a volte il terzino, la mezzala, l'esterno alto, il centrale. Si può campare così, non si può campare così. Lo dico io. Ve lo dico io, non si può campare così. C'è anche disponibilità in questo caso da parte del giocatore nell'andare magari a giocare i ruoli a meno insomma, Non si può per niente campare così. dove non può magari dare il meglio, però in questo caso c'è sicuramente tanta attenzione sul numero 8 del campo. Dentro Obert per il Entra Robert al posto di Hernandez. quarto cambio. Per Ranieri, prima si toglie Dossena perché è un monito un po' nervoso, no, esce Nandes e non è troppo contento, non voleva assolutamente uscire. Ma intanto forse è uscito Augello per Robert. Sì, è così, È uscito pure Augello. non E esce quindi che Nandes. entra? Ah no, Hernandez rimane. Rimanere fuori anche solo per pochi secondi, questo è il motivo della sua reazione, mentre Obiang gioca indietro per Kumbulla che allontana. Il pallone viene rigiocato avanti verso Ferrari. Nel mente sto a fa pure una grafica, raga, un macello. Rientrato Un subito macello. al centro del gioco. Zappa gioca in avanti e copre Ferrari. Un macello. Viola, Addirittura parte l'Olè. Oh, mi sembra un po' troppo. Obiang fa girare per Matteo Enrique. Arriva però il recupero di Prati che gioca indietro. Doig pressato da Padula, arriva Nandes sulla Mamma mia, c'ha 30 polmoni st'uomo. ce la fa. 30. Prova a Guarda come. Guarda che finta gli fa. Guarda come sta in mezzo. fondo, lascia lì per l'arrivo di Uh. sul fondo, Cagliari vicino al 2-0. Ennesima occasione per il Cagliari, grande lavoro da parte di Nandes che non molla questa palla, non va nemmeno alla ricerca di sfruttare magari un uno contro uno con l'avversario alle spalle all'interno dell'area. Mamma mia. Palla per Suleimana che non trova la porta. Raga, perdonatemi. Cioè, voi immaginate. Dall'altra parte Sono sicuro che voi mi capite. torna sul pallone Loriente. Mina non vuole farlo girare, Loriente riesce comunque a farlo, poi Mina non può evitare l'angolo. Calcio d'angolo per il Sassuolo. Minuto 87, 3 minuti più recupero. Tutti da vivere per provare a determinare il futuro di questa stagione e della prossima. Di Sassuolo e Cagliari. Mi si stanno incrociando l'occhi. Pronto a battere Matteo Serrini. Mi si stanno incrociando l'occhi. Pallone profondo, Pinamonti. Fermato da Obert. Spazza lui. Con lo Vumbo che attacca il pallone. Pedersen in anticipo. Non va da consigli. La mette fuori. A terra Mina. Ah, che macello, che macello. Nardini approfitta quasi per un mini time out. I suoi Che giocatori palle. per dare indicazioni. Raga, scusatemi. Vi chiedo scusa, avete ragione. Qualsiasi cosa state scrivendo, avete ragione. Purtroppo la situazione è quella che è. Può essere anche qualcosa di tattico se vuoi cambiare qualcosa, cioè l'andare nell'uno contro uno con tutti i difensori del Cagliari, appena hai palla provi una verticalizzazione o una palla lunga portando dei segnali davanti.
Adesso sì che esce Nathan Hernandez al suo posto di Pardo. Entra Ripardo al posto di Nandez. Ci può stare. Ci può stare come cambio. Effettivamente ci può stare. Diventa la Padula il capitano, accolto così dalla panchina Nathan Hernandez. Robert con le mani, il rumbo fermato da Kumbulla, poi Pedersen ci arriva, è iniziato l'ultimo minuto, poi il recupero. Mamma mia. Tenuti Pinamonti. Mamma mia. L'oriente anticipato da Di Pardo, dall'altra parte Kumbulla, poi Pedersen di testa in avanti. Luvumbo per Viola. Bella. Mamma mia Viola. Vabbè, forse un po' troppo. Di Bolocca, poi Kumbulla la fa Oh! passare, la Padula, Rigore! coraggio, Rigore! Rigore, rigore, rigore! Cagliari. Rigore, rigore, rigore. Scorso Salvezza. Errore gravissimo da parte di Kumbulla, però abbiamo visto che si gira sui compagni e probabilmente o qualcuno gli ha fatto una chiamata o nessuno gli chiama che c'ha l'uomo alle spalle, quindi lascia rimbalzare questa palla, la lascia sfilare. Rigore, rigore, rigore. Fermete, fermete. Qui come sta andà? Questo calcio Qui sta andà ancora. Qui sta andà ancora. Madonna mia. rigore piuttosto evidente con la Padula che cerca di proteggere correttamente il pallone con la gamba destra allargata e Kumbulla colpisce proprio sulla gamba destra, sulla caviglia destra l'avversario. Rigore che Grazie Kumbulla. Grazie. Grazie mille. 6 minuti di recupero con Mina che voleva battere il rigore. Mina. Dai. Sarà la Padula dagli 11 metri all'inizio dei 6 minuti di recupero. Non guarda Ranieri, forse sì. Il trascinatore 6 minuti di della recupero. scorsa stagione per il Cagliari in Serie B può sigillare la salvezza in Serie A. Lapa. Parte la Padula, E dai! settore ospite. E dai! Cagliari 2, la conferma della Serie A è lontana 5 minuti. Mamma mia. Nervosismo per la Padula, anche del nervosismo visto che comunque il rigore lo voleva calciare Minà, però lui si prende questa responsabilità e mette la palla alle spalle di Consigli, portando questo Cagliari a 5 minuti dalla salvezza. Mamma mia. 0 con il rigore di La Padula, va con il sinistro, passo raso. Consigli sceglie l'angolo giusto ma non basta per il terzo gol in campionato di La Padula che non segnava dal 9 marzo contro la Salernitana. E anche i più piccoli tifosi sugli spalti e i più grandi in campo si Mamma mia. perché il traguardo per Ranieri come nel 1991 è vicino così. Soprattutto Ranieri ci regala una sola smorfia dopo il gol da parte di La Padula. Anche una maglia di Gianfranco Zola sugli spalti. Bordo campo Francesco Fontana. No, per confermare, anche se non ce ne sarebbe ovviamente bisogno, Alberto, la signorilità di Claudio Ranieri. Ricordate dopo il primo gol, diciamo le polemiche, Oddio. risultanza prolungata da parte di Prati. Ranieri ha richiamato i suoi cercando di mettersi a posto velocemente per evitare il problema di prima e poi ha incitato i suoi ragazzi dicendo mancano ancora 6 minuti, non è ancora finita. Eh sì, perché dovrebbero essere 6 minuti di fatto da quando il gioco è ripreso, si dovrebbe quindi arrivare fino al 98esimo. Luvumbo rientra. Oh, questo è giallo. Arco 2. Adesso per il Sassuolo rischia di diventare un finale nervosissimo. Dai, su. Arriva il giallo per Matteus Enrique. Vai, vai, vattene a fanculo, va. Rosso. Vattene a fanculo, va. Testa di cazzo. Espulso Vai, vai. Matteus Enrique. Ciao. Salute. Vai. Ciao Mateus. Ciao, ciao, ciao. Infatti non era ammonito ma si è trasformato da giallo a rosso diretto per Matteus Enrique. Andiamo da Luca Marelli. Luca, Lo vedi ha prima ammonito Mattias Enrique per le proteste si erano viste molto plateali, dopodiché ha estratto il rosso diretto per una seconda sanzione, Testa di cazzo. qualche parola.
Dato un cazzotto pure al VAR. Però sono due sanzioni differenti, non è un cambio di corsa della sanzione di ammonizione iniziale. Grazie. Mateus. Quindi prima il giallo, poi il rosso diretto per Matheus Enrique che Mateus. il Sassuolo 10. Vai, vai. Vai, Mateus. Vai, vai. Ah. Mamma mia. Mamma mia. Viola batte trovando la Padula che riesce ad andare via Kumbulla, poi c'è l'intervento del centrale albanese. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Genoa l'errore precedente. C'è stata una scena Questa penso sarà in assoluto una delle salvezze più pesanti da digerire sempre. Una delle più pesanti. Viola corto per Luvumbo. Ferrari su di lui. Una delle più pesanti. Mister Tefrel se la porta fuori ed è rimessa per le mani per il Cagliari. Bravo Zito, vai, vai, vai. Falli fomentare, falli fomentare. Ferrari allunga Bravo, bravo Obert. per Luvumbo in area di rigore. Luvumbo in diagonale. Ma va benissimo, rimaniamo là davanti, dai, dai. Sempre più difficile da riprendere, soprattutto bene il Cagliari che non lascia proprio tempo e spazio al Sassuolo di pulire palla per cercare una palla lunga davanti su Pinamonti e portare più giocatori possibili in avanti. Vi ricordo che è disponibile la sezione statistica della DAZN con dati, curiosità e pronostici sulle partite in serie. Batte Viola, pallone uscire sulla testa di Boloca. Ma sì, ma tanto ormai Prima di Pedersen, va benissimo così. Va benissimo così. come detto fino al 98esimo Mamma mia. cominciati Regà, dal calcio d'inizio. siamo ancora in Serie A. Siamo ancora in Serie A. Non è ufficiale, ma mancano 10 secondi. Siamo ancora in Serie A. Timido sorriso del presidente Giulini sugli spalti. Come vedete anche da questa inquadratura si intravede un fumogeno che era arrivato vicino al campo. Fischia alla fine. Doveri Dai! e si sente Dai! 0 grazie ai gol di Prati e la Padula per il Sassuolo. La retrocessione è vicinissima. Abbiamo finito sto supplizio. Serie A, Serie A. Presidente Giulini sugli spalti, le emozioni dei giocatori del campo. Claudio Ranieri non sente il peso del tempo dopo averlo fatto nel 1991, Mamma mia. nel 2024 e salva il Cagliari. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Dai. Non ho nient'altro da aggiungere. Siamo ancora in Serie A. Siamo ancora in Serie A. Cucurre.